Allora, ci sono diverse questioni aperte, un'altra che lo so che meriterebbero tutto un approfondimento molto molto lungo. Intanto vediamo quello che riusciamo a dire e a leggere i messaggi naturalmente. Buongiorno Elena, la ringrazio per l'attenzione che riserva al nostro settore, raccontando con obiettività insieme ai suoi ospiti dei vari problemi, soprattutto per un territorio come il Veneto che vede l'agricoltura come uno dei primari settori economici. E a questo proposito, primario settore sì, voi non vi sentite considerati, però è un settore veramente importante. Per quel che riguarda la zona delle malghe e la questione malghe, vuole spiegarlo lei oppure lei direttore ai nostri telespettatori, perché c'è la questione che ci sono dei conduttori di malga che sono storici, insomma, che hanno anche una certa età, che vorrebbero avere un diritto di prelazione sull'attività di malgari, però ci sono anche le giovani generazioni. Qual è la problematica? Beh, guardi, su questo la questione è molto, non delicata, però deve essere approfondita. Certo. Perché qualcuno sta strumentalizzando tutto questo, nel senso che chiaramente, noi lo diciamo sempre, su quei territori ci deve essere la vitalità da parte dei giovani e da parte di un'agricoltura che si insedia e che è giusto che si insedia. Avete sempre detto, quindi che c'è un rinnovamento. Che ci siano i giovani che si insediano, ed è una roba importantissima per tutte quante queste aree. Vi è da dire però un altro elemento importante, che è quale? Oggi siamo di fronte a un rinnovo delle malghe, ma soprattutto non solo delle malghe del Vicentino, del Bellunongi ed altro, che noi poniamo l'attenzione su un altro aspetto, che è anche quello di dire: vabbè, ma queste malghe che sono per 100 anni, anche di più, state malgate, quindi condotte da conduttori storici, oggi si vedono quantomeno espropriati della loro attività di malga, perché comunque ci sono da parte di alcuni comuni, non tutti, la priorità per gli agricoltori giovani di quel comune o di quella zona. Io penso che questo è un argomento che dobbiamo affrontarlo a 360 gradi, perché a queste aziende è importante, da una parte sono importanti i giovani, assolutamente, ma dall'altra parte è anche importante dare la possibilità a questi nostri allevatori e agricoltori che per 100 anni hanno coltivato quelle malghe e quindi hanno contribuito alla importanza di quel territorio, hanno contribuito a mantenere quel territorio, vi sia data la possibilità di continuare, se è stata fatta bene chiaramente, questo tipo di attività. Quindi è un argomento molto delicato e che deve essere approfondito, non può essere calato come è già stato calato in alcune situazioni o così o niente. Io penso che come organizzazione, come CIA, l'abbiamo posto ai comuni, l'abbiamo posto anche alla Regione Veneto, vi sia la necessità di condividere un percorso e di trovare le soluzioni, perché a nostro avviso comunque queste soluzioni soprattutto si possono assolutamente trovare in sinergia con le esigenze dei giovani, in sinergia con le esigenze del territorio e di quei comuni. Quindi la questione delle malghe è una questione aperta, per noi importante, e che deve essere valutata in sinergia con tutto il sistema. Perché le malghe sono date in affitto? Sì, assolutamente, gran parte del 90% delle malghe sono malghe pubbliche. Ricordo che nel Veneto sono circa 700 le nostre malghe. Caspita, sono anche tante. Sì, sono 700, poi magari sono 250-300 quelle, diciamo, vitali, quelli importanti, ma sono circa 700, ma voglio dire, vengono dati, sono di proprietà o dei comuni o proprietà delle regole, e quindi su quello chiaramente il comune e le regole sono quelli che determinano poi l'affitto delle malghe. Però ecco, su questo merita soprattutto un approfondimento e una valutazione a 360 gradi. Dobbiamo dare sicurezza da una parte, ma sicurezza anche dall'altra, perché questo territorio in cui noi oggi lo troviamo e lo vediamo ad Asiago, ma lo vediamo anche nel Comelico, nel Bellunese, è frutto della passione che hanno messo questi malgari, queste nostre aziende agricole, che hanno fatto tutto questo un proprio schema di vita. Quindi ecco, su questo dobbiamo trovare le giuste compromessi, le giuste valutazioni per dare la possibilità a tutti dell'insediamento, ma soprattutto anche a dare risposte al territorio. Ecco, proprio in due parole, perché ci eravamo lasciati, abbiamo fatto un po' un bilancio prima dell'estate, siccità, quindi danni alle produzioni, tutto quello che comportava. Poi è stata un'estate
diciamo, ma anche molto piovosa, ci sono state delle perturbazioni devastanti, ci sono state delle grandinate terrificanti e quindi alti e bassi. In buona sostanza cosa possiamo vedere come risultati? Perché dicono che ci saranno delle impennate, appunto, dei prezzi rilevanti degli ortofrutticoli, con dall'altra parte i consumatori che hanno diminuito drasticamente l'acquisto di beni dell'agricoltura, di frutta e verdura. Proprio sono segnali che vengono da livello nazionale. Sì, ma guardi, lo dicevamo prima, insomma, luci ed ombre su questo. Poi quando si parla di grandine che colpisce determinate aree, e quindi a volte aree importanti ma non rilevanti, e poi dopo bisogna valutare l'incremento dei danni che si sono verificati. Sicuramente un'annata agraria con caldo primaverile, poi con tutta una serie di piove, non hanno creato grosse difficoltà per quanto riguarda la siccità, hanno creato difficoltà per la qualità del prodotto, soprattutto, lo dicevamo prima, per i nostri prodotti autunno-vernini, che sono il frumento e l'orzo, che abbiamo avuto una riduzione di produzione ma anche una riduzione della qualità del prodotto. Sul mais oggi stiamo raccogliendo, vediamo che è una situazione, anche in quel caso, con una situazione in cui degli attacchi fungini sono verificati nel mais, purtroppo con le piogge, e quindi anche in quel caso abbiamo avuto delle riduzioni di produzione. Sulla frutta e verdura invece abbiamo avuto problemi della grandine, però ecco, sulla frutta e verdura solo in certe zone, sono concentrate su alcune zone. Sulla frutta e verdura noi oggi abbiamo il problema che non vengono pagati in maniera corretta, e quindi le nostre aziende a volte non raccolgono il loro prodotto, perché comunque la raccolta è molto più costosa di quello che vanno a prendere. Quindi è questo uno dei problemi che in alcune situazioni noi oggi abbiamo, e quindi mettere insieme queste aziende, mettere insieme tutto questo, penso che sia un elemento che noi dobbiamo sicuramente mettere in atto, anche con politiche che diano la possibilità, soprattutto per le nostre aziende ortofrutticole, di avere delle organizzazioni che hanno la possibilità di valorizzare i loro prodotti. Ecco, come mai in giro, abbiamo visto anche prima un'immagine, si vedono tantissimi campi, non più di mais, frumento, eccetera, ma con i girasoli? Guardi, c'è stato un cambiamento nella produzione? Sì, guardi, oggi la politica agricola ha sempre di più incentivato non più le monoculture come il mais, ma la rotazione culturale, quindi il mais, il frumento, il girasole, prodotti oleaginosi. Quest'anno tocca il girasole, insomma. Ma guardi, generalmente oggi le nostre aziende, soprattutto le nostre 60.000 aziende nel Veneto, che coltivano più di 800.000 ettari di terreno nel nostro Veneto, stanno utilizzando l'attività non più della monocultura ma della rotazione culturale. Penso che sia un elemento importante, perché la rotazione, oltre a valorizzare il terreno vero e proprio e quindi caricarlo di sostanza organica, dà la possibilità, nel momento in cui si utilizza il girasole ma anche la soia, della concimazione azotata, e quindi non più l'utilizzo di concimi chimici, ma l'utilizzo proprio della capacità della pianta di arricchire il terreno di azoto anche per le colture successive. Quindi la rotazione ha altro aspetto importante. Un altro elemento, ha fatto bene a ricordarmi questo lei, un altro elemento importante è la sostanza organica. Sempre di più i nostri terreni sono disertificati, e quindi sempre di più vi è necessità di apportare sostanza organica su questo, e quindi i nostri letame, i nostri liquami, che qualcuno pensa che sia elementi inquinanti, invece sono elementi fondamentali per il nostro terreno. Quindi la Regione Veneto oggi, insieme chiaramente anche alle indicazioni date dalle organizzazioni agricole, sta utilizzando un sistema anche per un finanziamento importante alle nostre aziende agricole per la concimazione con la sostanza organica. In questo modo vi è una riduzione dei fitofarmaci, che ricordo ai nostri telespettatori che negli ultimi 10 anni si sono ridotti del 30% l'utilizzo dei fitofarmaci e anche degli elementi concimanti, quindi un'attività importante dei nostri agricoltori, e dall'altra parte arricchiamo il terreno con sostanza organica e quindi utilizzando le deiezioni dei nostri allevamenti. Perfetto. Leggo l'ultimo messaggio che non ho fatto tempo a leggere, se magari dalla regia ce lo mettono in onda, che siamo proprio in chiusura e come sempre. Buongiorno, volevo salutare il carissimo direttore Rio Levis e ringraziarvi per aver portato in evidenza il forte problema della peste suina, scrive Franco.
quindi è un signore che la conosce, insomma. Allora, sì, ecco, su questo Franco gli ricordo che noi abbiamo chiesto un intervento, un tavolo tecnico anche a livello regionale, in cui tutte le organizzazioni, ovviamente sia di allevatori ma anche le organizzazioni sindacali agricole, stanno contribuendo per valorizzare sempre di più, per tentare sempre di più arginare questo grosso problema che speriamo che nel Veneto non dobbiamo accettare. Vi terremo comunque aggiornati. Grazie direttore Maurizio Antonini, grazie presidente Rio Levis, presidente CIA Belluno ed è stato con noi. Grazie a voi cari telespettatori di aver partecipato come sempre, di sollecitarci con le vostre mail. Scrivete naturalmente in modo che possiamo affrontare le varie problematiche, però quando la problematica c'è, si presenta o è un po' particolare, rivolgetevi alle sedi CIA presenti su tutto il territorio in modo estremamente capillare, che possono darvi una mano. Detto questo, ci rivediamo naturalmente domani con un'altra trasmissione e prestissimo per affrontare altre questioni sempre nel settore dell'agricoltura. Buon proseguimento, guardate in replica la puntata sul nostro sito.